Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il CONI Veneto. Oggi ospitiamo il nuovo presidente della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Fabio Crivellaro. Bentrovato Fabio. Ben ritrovato, grazie dell'invito. Allora, andiamo subito a parlare di pallacanestro, sempre con l'obiettivo di raccontare cosa fa la federazione e perché le famiglie, i ragazzi dovrebbero fare questo tipo di sport. Quindi convinciamoli che la pallacanestro è assolutamente uno sport da praticare. La pallacanestro intanto è diffusa in Veneto? Sì, la pallacanestro è molto diffusa e ben radicata in tutta la nostra regione. Vantiamo e contiamo più di 300 società diramate benissimo in tutte le province, le nostre 7 province. Siamo a livello di numeri la seconda regione di pallacanestro più importante d'Italia, dopo la Lombardia, quindi insomma sicuramente è un motivo d'orgoglio per la nostra, regione. Siamo anche la prima, perché in Lombardia non vale, giocano facile, sono 10 milioni di abitanti, noi siamo la metà, quindi siamo più bravi noi. Bene, bene, bene. Assolutamente sì. E quindi, essendoci così tante società dove è possibile praticare la pallacanestro, è facile poi per le famiglie trovare un posto dove portare il proprio figlio a giocare e per i ragazzi che ci stanno guardando dire andiamo a praticare pallacanestro. Sì, è facile, poi come federazione noi diamo da supporto a tutte le nostre società del territorio, nel senso proponendo e offrendo progetti scuola in modo tale da far conoscere le nostre società che lavorano benissimo nella nostra regione anche appunto alle famiglie e alle scuole durante l'inizio dell'attività scolastica, per appunto far conoscere il nostro sport, la nostra pallacanestro, per avvicinare più bambini, più bambine possibili al nostro mondo. Giusto, perché è uno sport maschile e femminile indistintamente, anche se poi ovviamente ci saranno squadre maschili e femminili, però è uno sport che va bene per tutti. Certo. La prevalenza è sicuramente un po' più maschile, però negli ultimi anni stiamo lavorando molto nel coinvolgere e creare dei gruppi di ragazze e di bambine, perché sicuramente, e così mi ricollego alla domanda iniziale, la pallacanestro, ma così come lo sport in generale, è sicuramente un portatore di valori sani che sicuramente fanno il bene per le nostre nuove generazioni che stanno crescendo. E quindi sicuramente portarli, avvicinarli alla pratica di uno sport è sicuramente una cosa positiva e che va assolutamente sviluppata e supportata. Ecco, infatti stavo proprio pensando, la pallacanestro è uno sport di squadra, quindi intanto i ragazzi fanno socializzazione e poi è uno sport, è tra quegli sport che potremmo definire sani, adesso senza parlare, senza fare confronti, però di fatto è uno sport che si guarda volentieri a bordo campo, si può ancora andare ad assistere alla partita, ma si può anche praticare alla domenica con gli amici nel campetto del quartiere, voglio dire, quindi c'è questa facilità di utilizzo dello sport. Vista dagli occhi di un presidente, ma un presidente che mi raccontava che insegna anche educazione fisica, quindi vive il mondo dello sport. Com'è questa pallacanestro, questa sensazione della pallacanestro? Ma come dicevo prima è sicuramente uno sport sano, genuino, nel senso che la prima cosa che si può notare quando poi uno va ad approcciarsi al nostro mondo, al nostro sport, è sicuramente l'aggregazione che poi si riesce a creare e quella parte umana che c'è tra i ragazzini, le famiglie e i nostri istruttori, allenatori e dirigenti che lavorano quotidianamente nelle varie società sportive. Io sono sicuro che la pallacanestro, ma così come anche altri sport, facciano crescere e creano delle persone, degli uomini e delle donne, sicuramente alla loro fine del loro percorso sportivo, che magari può succedere che uno prima o poi smetta di praticare sport quando diventa grande, quando inizia a lavorare e quant'altro, sicuramente dà alla comunità e al mondo delle persone con dei valori importanti e che possono essere poi utilizzati anche nella vita quotidiana, dando una marcia in più a tutte quelle persone che hanno praticato lo sport. Quindi mi permetto di dire in particolar modo la nostra pallacanestro. Bene, ma ecco, a proposito di nostra pallacanestro, come è messa la pallacanestro italiana in confronto alla pallacanestro estera? Anche parlo di massimi livelli, ma non solo, insomma, come si colloca la pallacanestro italiana?
La pallacanestro italiana sarebbe da aprire da parlare delle ore su questo argomento. Sicuramente il motore trainante a livello globale, mondiale, è l'NBA, nel senso che chi pratica pallacanestro ha come punto di riferimento l'NBA, che quindi è il campionato americano. In Europa, e quindi anche di conseguenza anche un po' in Italia, siamo ancora leggermente indietro, sia come infrastrutture, sia come visibilità del prodotto, sia come insomma, creare un modello magari un po' più accattivante, un po' più visibile, dando la visibilità giusta al nostro movimento. Ma è comunque tra i primi sport praticati, è comunque ben seguito, si possono vedere partite di pallacanestro bene o male un po' ovunque, e quindi è sicuramente uno sport in crescita e che bisogna continuare a non far siamo ai sviluppare. livelli americani, diciamo così, di quei divi, quasi dello spettacolo più che degli atleti, però ci difendiamo bene, abbiamo un ottimo livello di pallacanestro, un ottimo livello di sportività. Sì, anche in Italia, nel senso che negli ultimi anni anche in NBA vediamo molti giocatori europei e molti giocatori fortunatamente italiani che sono andati a giocare nel massimo campionato di pallacanestro. Questo e può essere questo... un bello stimolo per i nostri ragazzi, cioè Assolutamente. diventare un giocatore di pallacanestro in Italia potrebbe anche aprirti una porta verso quei livelli dell'NBA americano. E peraltro stavamo riflettendo prima che iniziasse la trasmissione, è uno sport che tutto sommato costa poco, perché è vero che quando uno pensa allo sport del figlio magari pensa dopo il costo di portare il figlio a fare sport, però anche è vero che insomma con i tempi che corrono il budget delle famiglie non è infinito e dovendo decidere qualcosa anche questo pesa, ed effettivamente la pallacanestro insomma dai... Ma la pallacanestro è sicuramente uno sport alla portata, perché vuoi per l'infrastruttura, insomma di sicuro quando c'è una palestra noi riusciamo a fare la nostra attività. Le cifre bene o male quelle sono, quindi sicuramente una famiglia che vuole fare attività al bambino o ragazzo siamo sui 300 euro all'anno, che se li dividiamo per ogni singolo allenamento vengono fuori 2,50 euro d'allenamento, quindi è sicuramente una cifra abbordabile. Poi le mamme e i papà anche, perché come sono io, sono molto più contenti perché non si sporcano, se piove, se nevica, se c'è il sole, dentro in palestra si sta sempre benissimo e si è sempre protetti. Ecco. In effetti avevamo parlato in un'altra trasmissione di rugby ed effettivamente lì il tema dell'infangarsi è un po' più impegnativo rispetto a quello che può essere la pallacanestro. Dovendo fare un appello alle famiglie, dobbiamo convincerli a portare i loro ragazzi a praticare pallacanestro, quindi no rugby, no calcio, no tennis, venite a fare pallacanestro. Benissimo, provate, la federazione si mette a disposizione, quindi insomma cercate nel nostro sito regionale federale i nostri contatti, chiedete informazioni, noi saremo ben felici di girare a poi le società del vostro territorio il contatto per venire a provare questo bellissimo sport. È sicuramente uno sport genuino, sano e che trasmette dei valori ai ragazzi, quindi in un contesto sociale, perché comunque possono interagire e conoscere nuovi bambini, e quindi assolutamente, e bambine, assolutamente venite a provarlo che non rimarrete delusi. Bene, bene. Allora io ringrazio Fabio Crivellaro, che è presidente neoeletto della Federazione Italiana Pallacanestro Veneto, e vi invito a seguirci la prossima puntata perché ci sarà un'altra federazione e un altro appuntamento molto importante. Arrivederci a tutti, alla prossima.